Presidente, mai tanti capi di Stato e di Governo a Trieste come oggi. Beh, devo dire che è stato veramente un grande successo per la città, per la regione intera. Abbiamo riconquistato quella centralità naturale che ha questa regione, una condizione geopolitica davvero molto molto fortunata in un contesto, quello dei Balcani, a cui l'Europa guarda con grande interesse e che anche noi evidentemente dobbiamo in qualche modo monitorare, tanto più visto quello che accade tutto intorno a noi e quanto è necessario stabilizzare quest'area. Per il Presidente Macron è la prima visita che fa a Trieste e ha trovato la città molto bella e ha chiesto un po' di spiegazioni sulla regione ed è stato molto interessato dal fatto che la regione è una regione a statuto speciale e che quindi insomma ha una caratteristica particolare che ci ha permesso in questi anni anche di avere delle relazioni internazionali molto forti. La grande amicizia poi con il primo ministro albanese Rama, recentemente riconfermato con grande successo. La regione organizzerà a breve una visita istituzionale in Albania, anche perché insomma i nostri rapporti sono dei rapporti intensi, importanti, tanto più adesso che sul porto di Trieste ci sono così tante attenzioni e che quindi anche lo sguardo dall'Albania è molto importante.